Avrebbe architettato l'omicidio dell'ex moglie per ereditarne gli averi e fuggire a Santo Domingo con la nuova compagna di 40 anni più giovane. Sarebbe questo il movente su cui hanno lavorato i carabinieri di Conegliano per fare luce sulla morte della 72enne Margherita Ceschin, avvenuta in questa palazzina di Viale 28 Aprile poco meno di un mese fa. Principale indagato Enzo Lorenzon, 80 anni, che attraverso la nuova compagna 32enne di origini domenicane e due intermediari dallo stesso paese avrebbe assoldato 3 sicari. I 3 avrebbero dovuto simulare un malore soffocando la donna con un cuscino mentre dormiva, ma qualcosa sarebbe andato storto se il telefono della vittima è finito sotto un rubinetto per renderlo inutilizzabile. Un particolare che ha messo in moto le indagini inizialmente su un'ipotesi di rapina in casa finita male, ma il fatto che non fosse stato asportato nulla e che il cadavere, pur con un colpo al capo, fosse composto sul divano ha portato gli inquirenti a indagare anche sui rapporti familiari del 72enne. E proprio sull'ex marito e la nuova frequentazione è stato l'anello di congiunzione tra la vittima e i suoi carnefici, ripresi dalla videosorveglianza pubblica di Conegliano mentre passavano più volte in sella delle biciclette davanti al condominio di Margherita Ceschin. Poi il controllo sulle celle telefoniche attive quella sera e in quella zona avrebbe dato ulteriori riscontri che hanno portato questa notte al fermo dell'ex marito, della giovane compagna e di 3 domenicani con l'accusa di omicidio volontario con l'aggravante della premeditazione. Sgomento per il movente, ma soprattutto mandante dal sindaco Fabio Chies. Senta, lei tra l'altro l'ha avuto vicino durante i funerali, non si era accorto di nulla? Ma guardi, questa è una follia, vedere persone che stanno male, che fingono e che poi te li ritrovi come mandanti di un omicidio è un qualcosa che destabilizza tutti quanti, anche noi che siamo abituati a vederne tante, ma a questo livello non eravamo mai arrivati. Oltre a ciò anche la soddisfazione per aver messo la videosorveglianza comunale a disposizione della giustizia. Abbiamo investito 150.000 euro anche quest'anno, stiamo riempiendo il territorio di telecamere perché è l'unico modo poi per accertare i delitti. Ricordo che a Conegliano tutte le rapine, anche quelle fatte alle signore anziane, sulle collanine e il resto, sono stati identificati e recuperate alla rifurtiva. Dobbiamo spingere in questa direzione. La notizia degli arresti ha raggiunto subito i residenti del condominio di Margherita Ceschin. C'è da rimanere sconcertati. Direi tanto di sì. Cosa ne pensa di questa? Siamo molto contenti. Siete contenti di questa? Allora, grazie. Sì, sì.